Il compendio del Forte San Felice, una delle più antiche fortificazioni della Gronda lagunare, vedrà l'apertura di numerosi cantieri per essere valorizzato e riportato alla fruizione pubblica. Il Comitato Forte San Felice ci informa che attualmente sono in corso i lavori sul portale monumentale del Tirali e sui pontili dal Tracco sono già stati eseguiti con successo. Inoltre il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige ha affidato al Consorzio Venezia Nuova la responsabilità di completare i lavori di messa in sicurezza del mastio. A breve prenderanno avvio anche i lavori sulla polveriera, sulla blockhouse e sui bunker che saranno gestiti direttamente dal provveditorato. Quest'ultimo si occuperà anche di condurre indagini sul sedime per verificare l'assenza di sostanze nocive nel terreno dell'isola. Inoltre sarà avviato il restauro del Castello della Luppa, cuore antico del complesso difensivo, con il sostegno finanziario del Ministero della Cultura, gestito dalla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Comune di Venezia e Laguna. Presto l'intera area diventerà un vasto cantiere al fine di restituire in tempi brevi il complesso monumentale al pubblico. Per garantire la sicurezza potrebbe quindi essere necessario sospendere le visite guidate all'interno del forte almeno fino al 2025, ad eccezione di quella programmata per il 15 luglio prossimo. Saranno valutate ulteriori opportunità di incontri e dibattiti sulla peculiare fortificazione lagunare che includeranno specialisti che approfondiranno la storia del forte in relazione a Chioggia e alla laguna, durante i quali potranno essere portati all'attenzione i dati che emergeranno in fase di recupero. Tali eventi saranno organizzati a partire dall'autunno prossimo in stretta collaborazione col provveditorato, con gli uffici del Ministero della Difesa, con l'Agenzia al Demanio, con la Direzione Regionale Musei del Veneto, della Sovrintendenza e con il Comune di Chioggia, insieme all'Associazione Forte San Felice. Il Comune di Chioggia si è offerto di mettere a disposizione spazi e fornire supporto logistico per queste iniziative. Da tempo le diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nel restauro e nella valorizzazione del forte si sono impegnate per attuare l'accordo di valorizzazione firmato ancora nell'agosto 2021, il cui obiettivo principale è il recupero e la restituzione al pubblico di questo complesso monumentale che caratterizza così fortemente il paesaggio urbano e lagunare. L'accordo prevede che alcuni tra gli edifici più recenti del complesso saranno messi in gestione a un operatore economico previa autorizzazione della competente sovrintendenza, mentre le parti principali del complesso, come il portale, il castello, il blockhouse e la polveriera, saranno restaurate e destinate alla fruizione pubblica e all'uso museale. La collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte nel progetto è fondamentale per garantire il successo della valorizzazione del forte. Obiettivo finale è quello di restituire a tutti la possibilità di visitare e godere di questa preziosa e antica fortificazione lagunare, che racconta una parte importante della storia di Chioggia e della laguna. Valorizzazione che rappresenta un passo significativo verso la conservazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo culturale nella regione.